Bentornati su Highway Italia, nuovo video della serie Real Time 4K. Oggi è lunedì 2 marzo 2026, in questo momento le ore 12:39, temperatura esterna 13 gradi. Ci troviamo in questo momento sull'autostrada A6 Torino-Savona in direzione Savona al chilometro 114. Poco più di 10 km mancanti all'allacciamento con l'autostrada dei Fiori Genova 20 miglia, e nel video di oggi percorreremo appunto un tratto di quest'ultima, un tratto dell'autostrada A10, più precisamente il tratto Savona-Genova-Voltri. Arriveremo quindi tra circa 10 km all'allacciamento con l'autostrada A10 che prenderemo in direzione Genova, e percorreremo su quest'ultima poco più di 30 km sino all'allacciamento con l'autostrada A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, che prenderemo appunto in direzione nord. Stiamo quindi percorrendo l'ultimo tratto di A6 prima dell'allacciamento con l'autostrada A10. Ci troviamo proprio in questo momento in uno dei punti più caratteristici dell'autostrada. Questo è un punto unico della rete autostradale italiana. Pensate che percorrendo la carreggiata sud della A6, questo tratto di A6, le due carreggiate nord e sud sono totalmente indipendenti, si percorre, e la stiamo percorrendo in questo momento, l'unica curva elicoidale presente nella rete autostradale italiana, appunto nella vecchia carreggiata dell'autostrada A6. Autostrada A6 che era inizialmente concepita nel tratto appenninico a carreggiata unica, e così è rimasta sino ai primi anni 2000, e si circolava su una corsia per senso di marcia più una corsia centrale che consentiva il sorpasso in ambedue le direzioni. Ovviamente potete immaginare la pericolosità di questa configurazione. Si è poi provveduto al raddoppio dell'autostrada, realizzando una carreggiata ex novo per il traffico in direzione nord sino a Altare. Non ricordo se sino ad Altare o sino a Millesimo. Ad ogni modo, in questo tratto del versante ligure, carreggiata sud è la vecchia carreggiata. Stiamo proprio completando in questo momento la curva elicoidale. Abbiamo fatto grosso modo un giro di 360 gradi, curva elicoidale, è stata realizzata appunto per consentire di superare facilmente il dislivello piuttosto importante che caratterizza appunto il versante ligure, nel quale in giro di pochi chilometri si passa da livello del mare a altitudini relativamente elevate nell'ordine di qualche centinaio di metri. Quindi proprio per consentire di superare il dislivello in maniera agevole per i mezzi pesanti è stata creata questa curva elicoidale. Soluzione differente è adottata invece sull'autostrada A26 che percorreremo alla fine di questo video. L'ansa caratteristica, il gomito dell'autostrada A26 che porta da Genova Voltri sino al passo al valico del Turchino. Tanto la carreggiata sud della 6, caratterizzata da un'enorme presenza di cantieri, si circola di fatto per la maggior parte del percorso a singola carreggiata. In questo momento andiamo addirittura a cambio di carreggiata e siamo passati sulla carreggiata nord, quindi sulla carreggiata più moderna. Immagino rimarremo su quest'ultima sino al termine dell'autostrada, quale mancano poco più di 6 km. Siamo infatti
arrivati percorrendo in questo momento il chilometro 118, si prosegue alla media di 50-60 km orari. Traffico non troppo elevato, tuttavia ovviamente la presenza di mezzi pesanti diretti nell'area portuale di Savona, ma soprattutto di Genova, tendono a rallentare il flusso di traffico. Ore 12:45 scattate in questo momento. Ricordo oggi lunedì 2 marzo 2026, chilometro 119 raggiunto in questo momento, autostrada A6 Torino-Savona, tra poco più di 5 km allacciamento con l'autostrada A10, autostrada dei Fiori Genova, Ventimiglia. Strada dei Fiori che appunto partendo da Genova, più precisamente si dirama tramite un allacciamento dall'autostrada A7 Milano-Genova, prosegue in direzione ovest lungo il ponente Ligure, prima d'opera d'arte importante viadotto Polcevera, ricostruito dopo il crollo del 2018 tra il 2019 e il 2020. Autostrada che serve appunto la zona ovest di Genova, Genova Aeroporto, Genova Pegli, Genova Pra, sino ad arrivare a Genova Voltri, per poi proseguire lungo il ponente Ligure con le prime località Arenzano, Varazze, Celle Ligure e Albisola, arrivando sino a Savona, dove si allaccia appunto con l'autostrada A6, e per proseguire poi lungo il ponente, quindi arrivando poi sino all'ultima, alla provincia più occidentale della Liguria, provincia di Imperia, sino a Ventimiglia, ultima uscita in territorio italiano, e dopo 5 km confine di stato con la Francia, autostrada che prosegue poi senza soluzione di continuità sull'autoroute A8 francese. Strada A10, di fatto costruita, inaugurata almeno nel primo tratto 1967, poi completata nei primi anni 70. Autostrada che soprattutto nel tratto Genova-Savona corre in un territorio morfologicamente piuttosto complesso, un po' come tutto il contesto della regione Liguria, ma anche fortemente urbanizzato. Inoltre, proprio nel tratto tra Savona e Genova, noi andremo a percorrere la carreggiata in direzione est, che è anche in questo caso la carreggiata più vecchia, quindi una carreggiata caratterizzata da un percorso un po' più curvilineo rispetto a quella in direzione ovest. Stiamo sempre parlando limitatamente del tratto Savona-Genova, in particolare il tratto Genova-Voltri-Albisola, e lungo il tratto, lungo la carreggiata est in direzione Genova, è stata appunto da 2 corsie per senso di marcia, è stata portata a 3 corsie, eliminando la corsia di emergenza e riducendo anche la larghezza delle corsie, che convenzionalmente nell'ambito autostradale è di 3,75 metri, è stata ridotta, e quindi bisogna prestare particolare attenzione alla guida quando si transita lungo la A10 tra Albisola e Genova Voltri. Intanto siamo arrivati al termine dell'autostrada A6, chilometro 122, tra 1200 metri il bivio sulla destra per Savona, l'uscita Savona, ma per proseguire anche in direzione ovest, direzione Ventimiglia, noi rimaniamo sulla sinistra per proseguire in direzione est, direzione Genova. Viadotto Rio Valletta, 670 metri. Zinola, Vado Ligure, le località raggiungibili dall'uscita Savona.
Intanto si scorge il mare, Mar Ligure davanti a noi, condizioni di calma piatta, potete osservare quasi neanche un'increspatura sul mare. Chilometro 123, termina in questo momento l'autostrada A6 Torino-Savona, viadotto Case Svizzere, bivio di allacciamento con l'autostrada A10. Quindi poco più di 31 i chilometri che andremo a percorrere lungo l'autostrada A10 sino all'allacciamento con l'autostrada A26 nei pressi di Genova Boltri. Anche il tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, infatti la A10 è divisa in due tratti di competenza, il tratto Genova-Savona, appunto quello che stiamo percorrendo, competenza di Autostrade per l'Italia, rimanente tratto Savona, Ventimiglia, competenza di Autostrada dei Fiori SPA, prossima uscita Albissola tra poco più di 7 chilometri, mentre stiamo percorrendo il chilometro 43 viadotto Smarre. Galleria 4 stagioni, 96 metri. Galleria Bricco 104 metri. Viadotto Rio Bricco Molinero. Viadotto Rio Galletto 129 metri. Prossima area di servizio Piani di Ivrea tra poco più di 15 chilometri. Tanto abbiamo anche sorpassi tra mezzi pesanti che a mio avviso dovrebbero essere vietati su un'autostrada con questo tipo di tracciato. Galleria artificiale Mongrifone, viadotto Rio Cadeina, 4,5 km mancanti per raggiungere Albissola, mentre entriamo in questo momento nel chilometro 40. Galleria Le Timbro 241 metri. Viadotto Le Timbro 325 metri.
chilometri mancanti per raggiungere Albissola, mentre stiamo percorrendo il chilometro 38. Galleria Termine 225 metri. Limite di velocità in questo tratto mentre transitiamo nella galleria Monte Basasco di 110 km/h. In avvicinamento uscita Albissola, galleria Torre Faraggiana 280 metri. Sassello, Acquiterme, il Colle del Giovo, le località raggiungibili dall'uscita Albissola, viadotto San Sobbia, viadotto Rio Basco, pronti all'allargamento della carreggiata a 3 corsie. Come ho detto all'inizio del video, allargamento ottenuto eliminando di fatto la corsia di emergenza e restringendo anche la larghezza delle corsie. Prossima uscita Celle Ligure mentre entriamo nel chilometro 35, galleria Rossello. Quindi di fatto in questo momento stiamo percorrendo quella che era la carreggiata originaria dell'autostrada A10 tra Genova e Savona, rimasta destinata al traffico in direzione est. Galleria Fighetto 137 metri, dopo la realizzazione della carreggiata ex novo per il traffico in direzione ovest. Galleria Pecorile 191 metri. Galleria Arma 100 metri, viadotto Arma 130 metri, viadotto Lorio, galleria Terrizza 196 metri, 1,5 km mancante per l'uscita di Celle Ligure. Galleria Cassisi, viadotto Casanova 147 metri, galleria Casanova 86 metri, viadotto Rio Sanda 342 metri. Queste curve bisogna stare molto attenti, le corsie tendono a stringersi, non c'è corsia di emergenza, raggi di curvatura non così ampi. Galleria Costa, avvicinamento uscita Celle Ligure, viadotto Costa 144 metri, viadotto Ligie 144 metri, uscita Celle Ligure in questo momento sulla destra. Intanto abbiamo segnali che preavvisano di un cantiere con chiusura della corsia di sorpasso a sinistra. Cucco 134 metri, viadotto Rianello, viadotto Galleria Boschetto. Prossima uscita Varazze, entriamo in questo momento nel chilometro 30, Galleria Don Bosco 442 metri.
Tanto il limite di velocità, che di fatto è sceso a 90 km/h, questo tratto privo di corsia di emergenza con le corsie strette, viadotto Teiro, 386 metri. Viadotto Arzocco. Abbiamo raggi di curvatura un po' più stretti, bisogna prestare molta attenzione, le corsie sono strette, credo siano 3,5 metri se non addirittura meno. Questa è una corsia, quella centrale, molto stretta. Viadotto Mola, 201 metri. In avvicinamento uscita Varazze, mentre entriamo nel chilometro 27. Cogoleto, la località raggiungibile dall'uscita Varazze. Uscita in questo momento sulla destra, subito in avvicinamento, area di servizio, piani di Imbrea Est. Prossima uscita Arenzano tra 6,5 km. Detto piani di Imbrea Est, in realtà piani di Imbrea Sud-Est è la direzione della carreggiata, area di servizio passata appena adesso sulla destra, limite che risale a 110 km/h. Siamo in questo momento nel chilometro 25, 5,5 km mancanti per raggiungere Arenzano. Dopodiché allacciamento con l'autostrada A26 nei pressi di Genova Voltri. Autostrada A26 che è lunga all'incirca poco meno di 200 km. Mentre transitiamo sul viadotto Portigliolo, che collega appunto Genova Voltri con Gravellona Toce, una ventina di chilometri a sud di Domodossola. Correndo in direzione nord-sud e collegando anche le città di Alessandria, Vercelli, poi allacciamento con l'autostrada A4 e quindi servendo le le località del Lago Maggiore, mentre c'è gente piantata senza motivo nella corsia centrale. Viadotto Arrestra, galleria Arrestra, 89 metri. Mancano poco più di 10 km all'allacciamento con l'autostrada A26. Galleria Cogoleto, 160 metri, 2,5 km mancanti per raggiungere Arenzano, curva pericolosa. Bisogna sempre impostarle con la giusta velocità per non ritrovarsi lunghi, soprattutto se condizioni di traffico intenso dove magari il cambio di corsia non è possibile, bisogna necessariamente rimanere nella propria corsia. Molti sottovalutano la tortuosità di alcuni tratti autostradali, come ad esempio questo, ma ancora di più quello della A7 Milano-Genova in direzione Genova, tra Serravalle e Genova, ad esempio quello della A15 sull'autostrada della Cisa. Galleria Lerone, 350 metri. In avvicinamento uscita Arenzano,
Viadotto Lerone 235 metri, tanto area di cantiere in avvicinamento con chiusura della corsia di destra. Galleria Colletta 202 metri, uscita Arenzano in questo momento sulla destra. Ultima uscita per la percorrenza di oggi sulla A10 appena passata, prossimo in avvicinamento allacciamento con l'autostrada A26. Lasciamo il chilometro 20, Galleria Artificiale Bigliarini. Mancano poco meno di 7 km a raggiungere l'autostrada A26 e prenderemo appunto quest'ultima, mentre la 10 poi prosegue per altri circa 12 km sino ad allacciarsi con l'autostrada A7, servendo le località di Genova Pra, Genova Pegli e Genova Aeroporto. Poi attraverso l'autostrada A7 è possibile raggiungere Genova Ovest, mentre transitiamo sul viadotto Cantarena, oppure proseguire per un breve tratto in direzione nord, allacciare l'autostrada A12 Genova Livorno Rosignano Marittimo, prendere quindi le uscite di Genova Est o Genova Nervi. Galleria Terra Rossa seconda, meno di 5 km mancanti all'allacciamento con l'autostrada A26. Viadotto Egua 128 metri. In questo momento il chilometro 17, viadotto Lupara 225 metri. Mare è talmente calmo che ci si può specchiare. Viadotto Frana 110 metri. Non l'ho ancora detto, auto a noleggio di oggi Opel Mokka, non avevo mai avuto occasione di guidare quest'auto, mentre transitiamo sul viadotto Vesima 230 metri, viadotto Uccelliera 178 metri. Come tutte le macchine leggermente alte non le amo particolarmente, soprattutto nella guida in curva, nell'impostazione della curva. Mi sento proprio a sensazione col baricentro troppo alto. Vedete che prediligo macchine tendenzialmente basse, quella che tendo a noleggiare più spesso, appunto la Cupra Leon, oggi non era disponibile. Lasciamo in questo momento il chilometro 15, ultimi 2 chilometri di percorrenza sull'autostrada A10. In avvicinamento, svincolo di allacciamento con l'autostrada A26. Questo è uno svincolo controintuitivo, quindi si rimane sulla destra per proseguire in direzione Genova, quindi rimanendo di fatto sull'autostrada 10 ci si porta sulla sinistra per svincolare sull'autostrada A26 direzione Gravellona Toci. Galleria Crevari 436 metri. Viadotto Fontanette 90 metri ed eccoci arrivati al bivio. Viadotto Ponte ad Archi, Galleria Artificiale. Viadotto Cerusa 200 metri, entriamo nel chilometro 10, autostrada A10 e lasciamo l'autostrada 10, Galleria Villa Tassara. Entriamo nello svincolo di allacciamento autostrada A26. Confluenza con il
proveniente sempre dalla 10 ma da Genova. Chilometro 1, prossima uscita Masone tra 13 km. Ed eccoci, autostrada A26 Genova, Gravellona Toce, subito area di cantiere tra 350 metri, chiusura della corsia di sorpasso. Noi ci fermeremo tra poco più di 5 km, area di servizio Turchino, dove terminerà questo video di oggi della serie Real Time 4K. Galleria Pero Grosso. Il viaggio di stamattina è iniziato con l'arrivo a Milano Linate. Ho noleggiato l'auto nei pressi della stazione di Milano Centrale, dopodiché mi sono diretto alla volta di Cuneo, ho fatto Milano Asti e Asti Cuneo per poter filmare il percorso completo dell'autostrada A33 Asti Cuneo dopo il completamento, anche se di fatto per un tratto si prosegue a carreggiata unica. L'opera effettivamente deve essere ancora completata, e ho iniziato con un primo video Milano Asti via A4, A26, A21 filmato in modalità classic, così come pure l'autostrada A33 Asti Cuneo. Dopodiché altro video in modalità classic da Cuneo sino a Savona. Siamo quindi arrivati alla percorrenza di questo video in real time 4K mentre transitiamo sul viadotto Cerusa da Savona a Genova Voltri. Breve sosta, area di servizio Turchino tra poco, poi proseguirò alla volta di Milano realizzando il video Genova-Milano, ovviamente Genova-Voltri-Milano, che già in realtà è in corso. La parte che stiamo filmando in questo momento sarà l'inizio del video Genova-Voltri-Milano in versione classic con segnaletica via A26, diramazione A26 A7, poi autostrada A7. E dopodiché, una volta arrivato a Milano, filmerò poi l'autostrada A58 tangenziale est-esterna in modalità real time 4K. Questo è il programma per oggi. A quel punto riconsegnerò l'auto a Milano Centrale e 3 ore di Frecciarossa che mi riporteranno sino a Roma. Intanto chilometro 5, autostrada A26, viadotto Canaletta, 588 metri, manca 1,5 km a raggiungere l'area di servizio Turchino Est. Ore 13:12 in questo momento, temperatura esterna 15 gradi, sempre lunedì 2 marzo 2026. Galleria Casa della Volpe, 276 metri. Chilometri mancanti alla prossima uscita Masone, in avvicinamento area di servizio Turchino Est. Di servizio Turchino Est. Eccoci arrivati, cerchiamo un parcheggio. Purtroppo l'orario non è nemmeno favorevole. Però in realtà c'è questo francese che lo sta mollando, però si sta mettendo quell'altro, però dovrebbe essercene comunque un altro libero. Queste sono aree di servizio fortemente sottodimensionate. Altro parcheggio libero non c'è, vediamo se questi se ne vanno. Io comincio col ringraziarvi per la vostra compagnia anche in questo viaggio, questa percorrenza non lunghissima sull'autostrada A10 tra Genova Voltri, scusate, tra Savona e Genova Voltri.
Se vi è piaciuto il video lasciate un like, se non l'avete fatto ovviamente iscrivetevi al canale. Sono presenti le percorrenze di tutte le autostrade della rete italiana. Io proseguirò il mio viaggio verso Milano, ma ricordate come sempre la cosa più importante di tutte: drive safe!